Buongiorno in diretta con Focus TG. Partiamo da un episodio di cui si parlerà molto perché sono stati denunciati due minori che hanno lanciato dei cubi di ghiaccio da un cavalcavia, sono stati denunciati. Andiamo in diretta da Vanessa Banzato con Andrea Benetti. A te Vanessa. Buongiorno a te direttore e a tutte le persone che ci stanno seguendo da casa. Ci troviamo a Cassola, proprio all'imbocco di via Asiago. Da quel cavalcavia sopra la strada lo scorso 6 febbraio due giovanissimi, tra l'altro uno di loro non ha neanche 14 anni, hanno pensato bene attorno alle 11 di sera di gettare al di sotto, mentre stavano passando delle auto, dei palloncini con dentro dei cubi di ghiaccio. Uno di questi palloncini ha colpito e sfondato il parabrezza di un'automobile, appunto causando pesanti danni al veicolo. Fortunatamente non è successo nulla alla persona, al conducente dell'auto, appunto un 26enne di Cassola, che si è subito rivolto ai carabinieri. Sono finiti nei guai in maniera pesante un ragazzino di 15 anni e, dicevamo, un minore, ancora un 13enne. Uno è stato denunciato. Il 15enne è stato denunciato per getto pericoloso di cose in concorso al Tribunale dei minori, mentre è stato segnalato, appunto essendo solo 13enne, per il medesimo reato il più giovane. I due, tra l'altro, sono stati denunciati anche per reato di danneggiamento, avendo provocato i danni all'autovettura, al parabrezza, come si diceva, dell'auto che stava transitando proprio in quel momento. Ovviamente, come hai detto anche tu, direttore, questa notizia davvero sconvolto l'opinione pubblica, perché si tratta di giovanissimi. Erano le 11 di sera, di conseguenza c'è anche da chiedersi cosa facevano alle 11 di sera due ragazzini di 13 e 15 anni. Sono due giovani del posto, dai carabinieri si sono presentate anche le famiglie che sono state ovviamente coinvolte nella vicenda. Di conseguenza adesso poi si muoverà tutto un processo che vede che coinvolge non soltanto le famiglie ma anche l'intera comunità di San Zeno, una comunità che è sotto shock per quello che è accaduto, soprattutto se si va a pensare che è andata bene, perché si è soltanto danneggiato il parabrezza di un'auto. A quell'ora di sera passavano pochi veicoli, ma davvero gli esiti potevano essere davvero drammatici e decisamente diversi da come sono andati in realtà. Per il momento da Cassola è tutto. Direttore, ti ricevo la linea. Grazie a Vanessa Banzato e Andrea Benetti. Adesso vediamo dai giornali una notizia che riguarda un incendio che è scoppiato questa mattina alla Biennale di Venezia. La Biennale è già al centro di grosse polemiche per la partecipazione osteggiata dal ministro Giuli, per la quale è favorevole invece il presidente della Biennale Buttafuoco. Insomma, in questo contesto, incendio alla Biennale di Venezia, coinvolto il padiglione della Serbia, il vento riaccende i focolai, i pompieri sul posto. Torniamo nel Bassanese, perché c'è stato un dramma sul Grappa, dove un escursionista veneziano ha perso la vita dopo essere scivolato in un canalone. Tragedia della montagna. Un escursionista di Chioggia ha perso la vita precipitando in un canalone non distante dal bivacco Murelon Seren del Grappa, sul massiccio, dove era diretto assieme ad altri 5 amici, tutti del veneziano. La comitiva era partita dal rifugio Bassano, in comune di Pieve del Grappa, dove avevano parcheggiato l'auto. Arrivati a quota 1483 metri, l'uomo, di cui non si conoscono ancora le generalità, ha perso l'equilibrio, scivolando di sotto per 250 metri. Uno dei compagni ha tentato di raggiungerlo, ma è rimasto bloccato. Un terzo amico è scivolato a sua volta per un centinaio di metri, riportando escoriazioni al volto, mentre gli altri 3 erano rimasti fermi sul sentiero. Scattato l'allarme, l'elicottero Falco 2 è decollato da Belluno. Una volta individuato il luogo dell'incidente, medico, infermiere e tecnico di elisoccorso sono stati calati nel punto dove si trovava l'escursionista precipitato, ma per lui non c'era più nulla da fare. La salva è stata portata a Feltre. Il
Il tecnico di elisoccorso è stato quindi trasportato in alto nel canale e ha provveduto al recupero dell'amico bloccato. Di seguito l'elicottero si è spostato più avanti, così da issare a bordo il secondo escursionista con escoriazione al volto. Entrambi sono stati lasciati al rifugio Bassano e affidati al personale sanitario del SUEM di Pieve del Grappa. Anche 2 amici rimasti sul sentiero sono stati trasportati a valle dall'elicottero, mentre un terzo è rientrato autonomamente. Allora vediamo il dramma di Rettorgole di Caldogno, dove una donna trentenne è stata accoltellata sotto casa dall'ex compagno, già allontanato per precedenti episodi di violenza, ed è adesso caccia all'aggressore che è fuggito subito dopo aver commesso il reato. La caccia all'uomo, un nordafricano, prosegue finora senza esito. L'aveva aspettata sotto casa a Rettorgole di Caldogno, in via Linate, e quando lei era arrivata l'aveva aggredita con violenza, colpendola alla testa e alle spalle con un coltello. È successo domenica sera dopo le 23. Vittima una donna trentenne, soccorsa dai vicini e trasportata d'urgenza in ospedale. Le ferite sono serie, ma non è in pericolo di vita. La prognosi è comunque riservata per precauzione. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo, l'ex compagno già destinatario di un provvedimento di allontanamento, si è presentato sotto l'abitazione attendendo il momento giusto per colpire. La giovane, sorpresa mentre rientrava, non ha avuto il tempo di difendersi. Determinante l'intervento dei residenti, allertati dalle urla della donna. I soccorsi sono arrivati in pochi minuti, mentre l'aggressore si dava alla fuga. I carabinieri hanno avviato immediatamente le ricerche, come detto, finora senza risultato. Il sospettato, un uomo di origine africana, aveva già mostrato comportamenti violenti in passato, tanto da portare all'intervento delle forze dell'ordine e dei servizi sociali. Una vicenda che riaccende i riflettori sulla violenza domestica e sulla difficoltà di prevenire escalation drammatiche. Serve maggiore tutela per le vittime, soprattutto quando ci sono segnali evidenti, ha commentato il sindaco Nicola Ferronato. Le indagini proseguono per rintracciare l'uomo, mentre la comunità di Caldogno resta sotto shock per un'aggressione avvenuta sotto casa in piena notte. Servizio di Ivano Tolettini, oggi in regia Alberto Pivetta, Edoardo Paris, e vediamo ancora da Caldogno la rabbia, anche lo stupore dei residenti per il ferimento di questa donna. Ci preoccupa molto quello che sta succedendo. Ecco, qui siamo in un quartiere abbastanza tranquillo, però negli ultimi tempi succedono cose incredibili. Un fulmine a ciel sereno, la notizia dell'aggressione della giovane mamma nel quartiere Aeroporti di Rettorgole di Caldogno. Qui, a parte l'aumento di furti negli ultimi anni, non sono mai avvenuti nel recente passato fatti di cronaca così preoccupanti, attestano i residenti. No. Mai successo in questo quartiere qui, per cui eravamo abbastanza tranquilli, un'isola felice, diciamo, ecco. Assolutamente. Dovrebbero prendere forse delle misure un po' più restrittive verso certi comportamenti. È un problema che c'è in Italia in generale. Il fatto che avvenga qui è proprio a distanza, non c'è regione? Beh certo, i miei abitano qui, io abito qui vicino, per cui sì, è preoccupante sicuramente. Cosa dice di questo episodio? È una roba grave. Com'è questa zona? È pericolosa? No, ma tranquilla. È successo questo fatto da quando io abito qui, sono parecchi anni. Più grave di così, non so che robe una donna, diciamo, perché oggigiorno le donne le si trattano, insomma, in modo che non va, insomma, ecco. Perché adesso dopo la storia cortei, pistole basta per fare rumore e pistole. C'è stato a Bassano e Grappa l'atteso incontro in municipio per discutere degli episodi che si sono verificati, episodi di violenza nel centro studi. Prima di tutto chiederò un incontro al prefetto e al questore proprio per fargli presente la situazione del centro studi, che è una situazione che già loro conoscono, ma noi abbiamo il bisogno e la necessità che sia un centro studi presidiato sempre e costantemente fino alla fine dell'anno scolastico. Come sindaco mi sono preso l'impegno, assieme anche all'assessore Bizzotto, di portare la tematica sul tavolo d'ambito, quindi perché non sia solamente un problema di Bassano ma di tutti i comuni del territorio. C'è la volontà anche di trovare delle risorse per rafforzare la figura del
dello psicologo all'interno di ogni singolo istituto. Punti precisi che si è prefissato il sindaco di Bassano Nicola Finco a conclusione dell'incontro, che ha coinvolto oltre all'amministrazione anche i genitori, dirigenti scolastici e polizia locale. Un'occasione per capire insieme come affrontare concretamente la crescente violenza nel centro studi, cercando soprattutto di far capire quanto sia importante conoscere i rischi cui vanno incontro i diretti interessati. Presa d'atto che le conseguenze saranno molto dolorose non solo per i ragazzi che si rendono responsabili di questi fatti violenti, ma per le loro famiglie. La paura è quella che questi episodi che si stanno acuendo siano una sorta di apprendistato alla criminalità che passa proprio per il centro studi. Se il fenomeno si protrae negli anni, il rischio ovviamente ci può essere, quindi anche pochi elementi, poche situazioni potrebbero insomma determinare cambiamenti di situazioni problematiche. Su una cosa non transigono i genitori. I ragazzi devono venire al centro studi tranquilli e andare via dal centro studi più tranquilli ancora, e le famiglie devono essere molto consapevoli che questo è il nostro intendimento e questo deve succedere. Anche se su tutto resta fondamentale l'ascolto dei giovani, soprattutto di quelli più problematici, con famiglie assenti, coinvolgendo i loro coetanei. Qualche genitrice prima ha insistito sul peer-to-peer, cioè l'importanza dello sguardo dei coetanei sugli adolescenti. Quindi questo è importantissimo, dobbiamo essere consapevoli, perché altrimenti noi reputiamo di essere in grado di risolvere una situazione da adulti, e invece veramente per crescere un ragazzo ci vuole un paese intero. Droga e cellulari che venivano introdotti nel carcere 2 Palazzi di Padova. Ci sono 20 indagati, nei guai il dipendente di una cooperativa. Andiamo da Marta Zatta con Cristian Roque Allende per la parte tecnica. A te Marta. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. Esatto, un maxi blitz scattato all'interno del carcere 2 Palazzi di Padova, cocaina, cellulare, schede SIM, insomma un enorme traffico illecito tra il carcere e l'esterno. Secondo le indagini, a fare da corriere era Paolo Bordin, un 59enne di Villafranca Padovana, che per tutto questo tempo era passato inosservato perché dipendente della cooperativa altra città cooperativa di Padova. Prima di passare al nostro ospite però vi farei vedere il servizio di ricostruzione che abbiamo preparato di tutta l'operazione appunto condotta dalle forze dell'ordine. Un traffico di droga e dispositivi elettronici all'interno del carcere, con un giro d'affari da decine di migliaia di euro. È il vaso di Pandora scoperchiato grazie all'indagine della Polizia Penitenziaria 2 Palazzi di Padova, dove cocaina, cellulari e SIM venivano introdotti e distribuiti tra i detenuti. Al centro dell'inchiesta, coordinata dalla Procura Padovana, una rete strutturata che coinvolge una ventina di indagati tra detenuti e familiari. Tra questi anche Paolo Bordin, 59enne di Villafranca Padovana, lavoratore della cooperativa Altra Città, attiva all'interno del carcere, finito agli arresti domiciliari. Le indagini sono partite nel 2024 dal sequestro di un cellulare in una cella. L'analisi del dispositivo ha consentito agli investigatori di ricostruire contatti e ruoli, facendo emergere un sistema organizzato per l'ingresso illecito di droga e apparecchi elettronici. Secondo gli inquirenti, la distribuzione interna sarebbe stata coordinata da un detenuto considerato figura di riferimento nello spaccio, Abderrahman Kendila, arrestato per omicidio avvenuto nel 2010. Decisivo il ruolo di un laboratorio interno al carcere. Droga e dispositivi sarebbero stati nascosti nei materiali destinati alle lavorazioni, eludendo i controlli grazie alla complicità esterna. Una volta dentro, la merce veniva venduta a prezzi fino a 4 volte superiori rispetto all'esterno, fino a 400 euro al grammo per la cocaina e 1.500 euro per il cellulare. I pagamenti avvenivano tramite bonifici effettuati dai familiari dei detenuti, aggirando così i controlli diretti. Un sistema che ha generato debiti tra i reclusi, sfociati in minacce, estorsioni e violenze. L'operazione è tuttora in corso e ha già portato all'applicazione di misure cautelari per alcuni degli indagati.
Ecco, questa è la ricostruzione insomma di quanto accaduto. Io sono in compagnia di Giovanni Todesco, che è presidente del CDA di Altra Città. Noi tra l'altro siamo proprio nella sede della cooperativa che da anni appunto lavora con i detenuti. Allora Presidente, innanzitutto benvenuto, grazie per essere qui con noi. Allora appunto un vostro dipendente, ed è importante sottolinearlo, un dipendente, non un socio come magari è stato detto nelle cronache, era coinvolto in questa brutta faccenda. Sì, il signor Bordin era un magazziniere che lavorava da noi dal 2020 e non ha nessun tipo di responsabilità di governance della cooperativa, contrariamente a quanto è uscito su alcune testate. E sì, ecco, questa è una notizia che anche noi ha colto di sorpresa dall'oggi al domani e chiaramente rovina in qualche modo l'immagine di un'attività di più di 20 anni che si occupa di reinserimento socio-lavorativo di detenuti e che ha avviato decine di percorsi di reinserimento, delle bellissime storie che sono andate a buon fine, però insomma la responsabilità è anche individuale e poi ci sono delle indagini in corso, per cui anche per noi non abbiamo ben chiari i confini di questa vicenda e chiaramente da parte nostra c'è tutta la disponibilità per gli enti che stanno indagando affinché insomma anche per tutelare i nostri lavoratori che non hanno nulla a che fare con questo. Il messaggio quindi che volete far passare insomma che non si può fare di tutta l'erba un fascio, che comunque il vostro lavoro continua anche all'interno delle carceri. Certamente, sì, noi appunto abbiamo questo laboratorio dove attualmente impieghiamo circa una trentina di persone che a loro volta sono preoccupate dalla situazione, appunto perché loro stanno facendo questo percorso di lavoro ma anche proprio sociale, no? Di reinserimento. Noi diamo questa chance e quindi avere un elemento peraltro esterno è una situazione che fa preoccupare tutti, insomma. Ecco, quindi ringrazio innanzitutto il Presidente per essere state con noi. L'indagine comunque continua, ci sono 20 persone indagate tra familiari e detenuti appunto coinvolti in questa brutta faccenda di traffico di, come l'abbiamo detto prima, di droga, di cellulari, di SIM. Per il momento da Padova è tutto, gli aggiornamenti nelle nostre edizioni serali del telegiornale, la linea può tornare allo studio. Grazie Marta Zatta, Cristian Roque Allende, il nostro operatore. Torniamo nel Bassanese a Rosà, sbagliano strada e salvano una vita i carabinieri, anzi sono 2 poliziotti che sono intervenuti per rianimare un 51enne vittima di un incidente stradale. L'uomo è grave e ritrasportato a Vicenza ma vivo grazie proprio al loro provvidenziale intervento. Vediamo. Un errore che ha salvato una vita è successo a Rosà, in via Giuseppe Mazzini, dove il caposquadra, sovrintendente Michele Candito e l'assistente capo coordinatore Jean Paul Marino del reparto mobile di Senigallia si sono trovati per sbaglio, avendo preso l'uscita errata dell'SPV. Lungo la statale 47 hanno notato un'auto schiantata contro un palo a margine della carreggiata con dentro il conducente con l'airbag esploso. I 2 di rientro da Cortina, dove avevano prestato servizio in occasione delle Paralimpiadi, stavano raggiungendo la questura di Padova prima di tornare nelle Marche. Non ci hanno pensato 2 volte, hanno inchiodato, sono scesi e sono corsi in aiuto del malcapitato, un operaio romeno di 51 anni che versava in condizioni molto critiche. Gli hanno praticato per oltre 20 minuti, dandosi il cambio, le manovre di rianimazione cardiopolmonare, in attesa dei sanitari del 118 che nel frattempo erano stati allertati. Il loro un intervento determinante per tenere in vita l'uomo. Sul posto l'elisoccorso che ha portato il ferito a Vicenza, dove si trova ricoverato nel reparto di rianimazione in condizioni serie, ma salvo grazie ai 2 poliziotti eroi. Il loro gesto spontaneo non è passato per nulla inosservato. Parole di riconoscenza sono arrivate dal presidente della Regione Veneto Alberto Stefani. Questi uomini sono la testimonianza concreta che lo spirito di servizio non conosce orari né confini geografici, dando prova di un'umanità e una professionalità che vanno oltre il mero dovere, ha dichiarato il governatore.
Arrivati a Padova, Candito e Marino sono stati ricevuti dal questore Marco Dorisio, che li ha ringraziati per il loro gesto. Hanno interpretato quello che è il nostro servizio quotidiano, nella più nobile e alta accezione del verbo servire, inteso come aiuto, disponibilità, sostegno verso il prossimo in difficoltà, ha dichiarato Odorisio, incarnando quei valori fondamentali e di riferimento propri della Polizia di Stato, ma anche patrimonio universale di ogni essere umano. Salvare una vita, ha concluso il questore di Padova, è un gesto di assoluta grandezza e nobiltà che fa bene a tutti noi. Ancora cronaca, una gioielleria nel mirino dei ladri in piazza Camerini a Piazzola sul Brenta, è sotto shock l'ex titolare, padre dell'attuale proprietario, che ha detto negli anni 70 di aver subito una rapina che lo ha segnato per tutta la vita. Sentiamo. Mi ne avrei più pensata, dopo avevo 92 anni ormai, a vedere una roba così. Il dolore, la rabbia, la paura e tornano alla mente gli anni 70, quando il signor Bruno insieme alla moglie fu rapinato da banditi armati di mitra. Oggi un nuovo furto nella sua gioielleria, che ora è del figlio Stefano nel cuore di Piazzola sul Brenta. La notte scorsa la ferita per la sua famiglia si è riaperta, un furto messo a segno da più persone e scoperto alla riapertura. I ladri si sono introdotti nel negozio dopo aver forzato la porta d'ingresso. Una volta all'interno hanno fatto razzia ripulendo oro e gioielli presenti nelle vetrine. Raccolto il bottino, sono fuggiti grazie all'aiuto di almeno un complice che li aspettava in auto all'esterno. Sono arrivato qua stamattina e ho trovato le porte aperte spalancate come fio dentro con sua moglie e c'è stata notte e ha portato via tutto, basta. Era la prima volta che succedeva un colpo così? Qua? Sì. No, io ho avuto ancora nel 79 che io entro in 4 col mitra e mi ha buttato per terra e mi ha cacciato tutto, porta via tutto. E ancora se morirò pagherei conseguenze perché ho la moglie che non sta tanto bene. In piazza Camerini sono arrivati i carabinieri della stazione della compagnia di Cittadella che stanno conducendo le indagini a partire dall'esame delle telecamere di videosorveglianza della zona. Una banda di professionisti, quella entrata in azione. Nel frattempo resta lo sconforto di chi in pochi minuti si è visto rubare il frutto del lavoro di una vita. Gli ha fatto saltare tutte le salature e dopo si è dentro, gli ha smettato prima la vetrina, che ha anche gli ha toccato perché si diceva che da poco la roba là dentro le vetrinette, era quanto adesso faremo l'inventario e tutto. Ladri, rapinatori, anche i borseggiatori continuano a colpire. Un uomo a Ponte Vigo d'Arzere è stato derubato del portafoglio proprio mentre timbrava il biglietto del tram. Ha portato via il portafoglio, quei documenti, avevo del denaro, qualche foto della famiglia, diciamo. Foto alle quali era legato comunque? Sì. Ero legato perché erano mia moglie, ancora quando eravamo giovani, e quello delle figlie. Livio Carraro è la nona vittima in 3 giorni ad aver subito un furto sulla linea tranviaria di Padova. Il 78enne di Borgoricco, che doveva sbrigare una visita medica in città, ha parcheggiato l'auto alla stazione di Ponte Vigo d'Arzere. Una volta salito sul tram, mentre tentava di obliterare il biglietto tra la calca della gente, in una manciata di secondi i borseggiatori gli hanno aperto il borsello rubandogli il portafoglio senza che lui si accorgesse di nulla. Sono salito io e mia moglie, sono andato per timbrare i cartellini, ma era anche un po' come si dice difficoltà perché c'era tanta gente. Timbrato il cartellino, mi sposto e una signora bionda si alza dal sedile che era poco lontana e mi dice le manca qualcosa? Mi dice, ma questa qua mi ha preso per un altro. Me l'ha ripetuto, ma le manca qualcosa perché erano borseggiatori. No, ho detto, ma nel momento che dicevo di no, ho guardato anche il borsellino c'era, però c'era già la cerniera aperta. Ho messo la mano dentro
e buonanotte suonatori. Livio è arrabbiato, gli sembra impossibile che lo abbiano fregato in così pochi istanti e che i malviventi siano ancora a piede libero e indisturbati. La denuncia ai carabinieri di Campodarsego è stata immediata. Arrabbia che non ci sono controlli. Non ci sono controlli, quei pochi controlli arrivano, non so, nelle fermate, arrivano su, perché mi è capitato, quando sono le porte del tram, 3, 4, 5, uno per porta e salgono, poi basta. Secondo me i controlli non funzionano così. Tanta amarezza. Mucho. Si aggiunge all'esercito di derubati e di scippati. A proposito di scippo, c'è stato un tentativo a Conegliano, le telecamere hanno permesso di identificare gli autori di 2 distinti episodi. Vediamo. Il centro cittadino, oltre ad essere popolato di gente, ad essere quello più sorvegliato dalle forze dell'ordine, è anche quello più fornito di sistemi di videosorveglianza. Un gesto sconsiderato. Non può essere giudicato altrimenti il tentativo di scippo di ieri pomeriggio a Conegliano ai danni di una giovane donna che passava lungo corso Vittorio Emanuele con una borsetta sulla spalla. È stata veramente in gamba la ragazza, perché oltre a resistere, quindi ha opposto una resistenza allo strattonamento della borsa, ha avuto anche il coraggio appunto di urlare e chiedere aiuto, e quindi quantomeno le persone si sono girate e sono andate nella sua direzione, e questo fa sì che lo scippatore desista, perché appunto si vede gli occhi puntati addosso, e quindi la situazione per lui poteva anche non essere tranquilla come magari immaginava fosse. E continua a non essere tranquilla per il malvivente già identificato dai carabinieri. Stiamo fornendo ai carabinieri che conducono l'indagine tutti i filmati di videosorveglianza, ma anche una serie di identificazioni fatte dalle nostre pattuglie sul territorio immediatamente dopo, quando è stato lanciato l'allarme, per identificare dei giovani che potevano essere compatibili con la descrizione che è stata fatta. Una risposta anche a chi chiede più pattuglie in borghese. La sorveglianza della città, a mio avviso, la fanno le pattuglie con i colori d'istituto. Le pattuglie in borghese però le utilizzate? Sì, li utilizziamo in contesti come per esempio il mercato settimanale. Ma è la rete delle telecamere a fare sempre di più la differenza sul piano della sicurezza, come nel caso della gara tra 2 auto sabato sera a Crevada, dove si è sfiorato l'incidente mortale. Frontale evitato per un soffio, terza auto che procedeva in senso contrario coinvolta con danni importanti, ricovero all'ospedale per accertamenti del conducente e protagonisti della competizione spariti a folle velocità nella notte senza preoccuparsi di quello che si sono lasciati alle spalle. Ma non hanno calcolato cosa c'è lungo la strada. I varchi di lettura targhe, e là ce ne sono, per cui tra Conegliano e Pieve di Soligo si attraversano territori, parte di nostra competenza, parte di Pieve di Soligo, dove ci sono appunto questi varchi di lettura targhe che possono facilmente individuare il veicolo fuggitivo. E quindi l'appello a chi ha commesso questo atto? Ma l'appello è quello di non attendere che arriviamo noi a bussare alla porta, perché essendoci stato un ferito diventa un'omissione di soccorso, quindi una fuga con omissione di soccorso, e quindi l'illecito è di natura penale. Allora andiamo in diretta a Venezia, perché è scoppiato un incendio sul tetto del padiglione della Serbia alla Biennale. In diretta Anna Maria Parisi, a te Anna Maria. Sì, buongiorno direttore. La densa colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza è sparita, ma resta il forte vento di Bora che da questa mattina ha continuato a rinfocolare le fiamme sul tetto del padiglione Serbia. Il rogo, secondo le prime informazioni, divampato a causa di un guasto tecnico per i lavori di ristrutturazione all'interno del padiglione della Serbia, rogo che però fortunatamente non ha interessato le strutture vicino e nemmeno le opere esposte. Dunque al lavoro da questa mattina non soltanto diverse pattuglie e mezzi dei vigili del fuoco di Venezia, aiutati anche dal supporto visto, come dicevo prima, il rinfocolarsi dei fuochi
fuochi dovuto alle forti raffiche di vento dalle squadre nautiche della polizia locale sempre di Venezia. Abbiamo chiesto anche alla Fondazione Biennale di poter entrare e accedere all'interno per poter effettuare delle immagini con Sandro Ponchio più dettagliate, ma l'ingresso ci è stato negato in quanto al momento l'interno è tutto un cantiere, quindi per rispetto della privacy, riporto testualmente quanto mi è stato detto, non è possibile al momento a noi della stampa che abbiamo chiesto di poter accedere l'ingresso. Vediamo infatti, direttore, che con le immagini di Sandro Ponchio effettivamente il cantiere è visibile anche all'esterno dell'ingresso della Biennale, dove ricordiamo tra pochi giorni, ovvero venerdì, è previsto l'arrivo, sempre che non ci siano defezioni dell'ultimo minuto, del ministro Giuli. Vediamo cosa accadrà così per l'inaugurazione dopo le tante polemiche, la querela attorno al padiglione Russia. Quindi ripeto, ora il fuoco all'interno del padiglione della Serbia, sul tetto per la precisazione, è stato arginato, ma i vigili del fuoco sono ancora all'interno per continuare i lavori di messa in sicurezza e per evitare il propagarsi delle fiamme anche alle strutture vicine. Nessun ferito, nessuna opera è stata danneggiata, ma comunque resta alta l'allerta per questi lavori di ristrutturazione che hanno portato, per motivi tecnici ma imprecisati, a questo rogo. Quindi da Venezia è tutto, direttore, ti restituisco la linea per la parte tecnica di Sandro Ponchio. Grazie Anna Maria Parisi, Sandro Ponchio, il nostro operatore. E adesso andiamo avanti con altra cronaca nera e di 7 arresti e 30 denunce. Il bilancio di un'operazione della compagnia dei carabinieri di Monfalcone, siamo in Friuli Venezia Giulia, coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Trieste, con cui è stata smantellata un'organizzazione criminale che faceva entrare illegalmente in Italia cittadini cinesi attraverso la rotta balcanica, che è un colabrodo, e da lì arrivano migliaia di profughi afghani, pakistani, senza che ci siano i riflettori che di solito invece sono accesi solo su Lampedusa. Vediamo. È ormai acclarato come si tratti del traffico di clandestini più redditizio, quello legato ai cittadini cinesi che vogliono entrare illegalmente in Italia. Diverse operazioni spot, sia sul nostro territorio che in Slovenia, lo avevano già documentato negli ultimi anni. Stavolta però l'operazione dei carabinieri della compagnia di Monfalcone ha permesso di smantellare un'organizzazione criminale che si muoveva su vasta scala nel traffico di lavoranti, impiegati poi in Italia e all'estero, in arrivo dalla Repubblica Popolare. L'indagine, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Trieste, avviata nell'agosto 2025 dopo la segnalazione di alcuni testimoni a Villesse, ha consentito di ricostruire il modus operandi del sodalizio. I migranti introdotti illegalmente attraverso i confini orientali e la rotta balcanica venivano trasferiti tra Trieste e Monfalcone in treno e poi smistati in furgone verso basi logistiche in Veneto, da cui proseguivano verso Prato o in altri paesi dell'Unione Europea con documenti falsi. Nel corso delle indagini sono stati eseguiti pedinamenti, sequestri di mezzi, alcuni dotati di doppi fondi, e numerosi interventi che hanno costretto il gruppo a modificare le modalità operative fino all'utilizzo dell'aeroporto di Venezia per trasferimenti verso la Spagna. Nel febbraio scorso a Roma è stata arrestata la boss dell'organizzazione, fermata con addosso 20.000 euro e documenti falsi. Complessivamente sono state arrestate 7 persone, di cui 6 passeur, e denunciati 30 tra appartenenti al sodalizio criminale e cittadini cinesi presenti irregolarmente sul territorio nazionale. Servizio di Marco stabile, vediamo i funerali del Cavalier Mario Ruoso, amici, clienti e collaboratori in 300 alle esequie. Ruoso è l'imprenditore ucciso nel suo attico, era il patron di Telepordenone. Andiamo in diretta da Federico De Rosa. A te Federico.
Sì, buongiorno e ben ritrovati da Via del Porto a Porcia. Oggi è una giornata molto importante dal punto di vista delle indagini. Ci troviamo all'esterno della palazzina dove lo scorso 4 marzo si è consumato questo terribile omicidio, un vero e proprio massacro ai danni del cavalier Mario Ruoso. Una giornata importante perché, come state vedendo dalle immagini di Michele Zanette, sul posto all'interno della palazzina c'è una macchina della polizia locale, una volante della polizia di Stato e inoltre la polizia scientifica arrivata proprio da Padova. Questo perché le operazioni sono iniziate alle 9:30 di questa mattina all'interno dell'appartamento del patron di Telepordenone al 7° piano. Stanno effettuando ulteriori accertamenti, più precisamente delle rilevazioni 3D proprio per individuare alcune tracce di sangue, alcune impronte che magari in un primo momento lo scorso 4 marzo, quando avevano fatto i primi accertamenti e le prime ricostruzioni, qualcosa magari potrebbe essere sfuggito, anche perché la primissima ricostruzione non fa tornare i conti dal punto di vista proprio della ricostruzione proprio dei fatti, quindi la polizia di Stato sta effettuando ulteriori verifiche per non lasciare nulla al caso. Questa mattina abbiamo sentito anche l'avvocato Giorgio Mazzucato, difensore del killer Loriano Bedin, che il 5 marzo aveva ammesso l'omicidio e quello che aveva commesso. Ci ha riferito lo stesso avvocato che Loriano Bedin si trova ancora in carcere a Pordenone, da quanto riferito in stato confusionale, che non si ricorderebbe nulla dell'omicidio, tant'è che ha chiesto più volte allo stesso avvocato perché in questi giorni si sta trovando in carcere. Queste le parole, lo ripetiamo, dell'avvocato Giorgio Mazzucato, difensore di Loriano Bedin. Una giornata molto importante dal punto di vista degli accertamenti, anche perché parallelamente in questura intorno alle 9:30, con la presenza anche dello stesso avvocato difensore di Loriano Bedin, sempre la scientifica di Padova ha fatto e sta continuando a fare dei rilievi sempre 3D all'interno dell'auto del killer. Questo perché durante la mattina del 4 marzo la stessa macchina, una Mercedes a grigia, era stata utilizzata in primis per sbarazzarsi dell'arma del delitto, poi nascosta lungo il canale Brentella, successivamente per portare i vestiti sporchi di sangue a Prate di Pordenone lungo il fiume Meduna. Quindi rilevazioni 3D importanti anche per capire se in macchina ci sono delle impronte utili alle indagini o ulteriori tracce di sangue. Appena termineranno poi le indagini e gli accertamenti che stanno facendo all'interno della palazzina di Via del Porto, la scientifica di Padova si sposterà a 8 minuti in macchina da qui perché più precisamente in via Dogana, dove c'è effettivamente l'ufficio del killer Loriano Bedin. Anche lì, in quel caso, verranno fatti ulteriori accertamenti per verificare con i loro sistemi 3D se anche lì ci sono delle tracce utili alle indagini. Tra pochissimo poi incontreremo anche la scientifica di Padova proprio per capire se è emerso qualcosa all'interno dell'attico al 7° piano in via del Porto, quindi seguiranno sicuramente ulteriori aggiornamenti questa sera al telegiornale. Per il momento da Via del Porto a Porcia è tutto, a te in studio. Grazie molte Federico De Rossa da Porcia. Vediamo un'altra storia di cronaca che davvero ha sorpreso tutti, se ne parla in tutta Italia, in tutti i telegiornali, e cioè la coppia accusata di pedofilia. Lei ha parlato respingendo le accuse ed è un insegnante di un liceo di Treviso. Lui è un giornalista, si è avvalso della facoltà di non rispondere facendo dichiarazioni spontanee. Vediamo. La cliente è molto provata, ha risposto alle domande del giudice, ovviamente nega qualsiasi responsabilità.
Ha scelto di parlare davanti al giudice la docente di 52 anni rinchiusa nel carcere femminile della Giudecca con l'accusa di violenza sessuale su minori, pornografia minorile, detenzione e accesso a materiale pornografico. L'interrogatorio di garanzia nella stessa giornata in cui a Roma a sostenere il confronto col magistrato è stato anche il compagno, giornalista e manager di 48 anni, arrestato insieme a lei e attualmente detenuto a Rebibbia. Come riferito all'uscita dal carcere dalle sue avvocate Marta Labozzetta e Francesca Ottoni del Foro di Treviso, la donna, che insegna in un istituto superiore trevigiano, profondamente segnata dalla vicenda, ha respinto ogni addebito dichiarandosi innocente ed estranea alle accuse che le vengono mosse, vale a dire aver scambiato con il compagno foto intime della figlia minorenne e dei nipotini di 5 e 8 anni, nei confronti dei quali, secondo la procura capitolina che detiene tuttora l'indagine, avrebbe anche compiuto veri e propri abusi. Per Labozzetta e Ottoni gli elementi per difendersi ci sono, ma occorre ora procedere un passo alla volta. Primo, intuibile obiettivo, ottenere la scarcerazione della 52enne, sebbene nell'ordinanza di custodia cautelare vengano rilevati il rischio di reiterazione del reato e di inquinamento probatorio. La stessa avvocata Labozzetta non si sbilancia. I prossimi appuntamenti quali saranno adesso? Non sappiamo. Attendiamo gli sviluppi. Evoluzioni che riguardano anche la sede dell'inchiesta. Una parte delle indagini relative all'insegnante dovrebbe infatti essere trasferita da Roma a Venezia per competenza territoriale. A Roma il compagno, comparso davanti al GIP, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Più complessa la sua posizione, essendo risultato in contatto con gruppi Telegram di scambio di materiale pedopornografico di cui fanno parte anche soggetti stranieri. Il 48enne ha tuttavia reso dichiarazioni spontanee, fornendo una versione dei fatti alternativa all'impianto accusatorio. Avrebbe inoltre contestualizzato davanti al magistrato le circostanze in cui ha conosciuto la 52enne e il tipo di rapporto che li lega. La sentenza per la morte del giovane Battistetti, davvero proteste oggi davanti al Tribunale perché parenti, amici, in particolare i genitori, ritengono questa sentenza molto mite rispetto alla gravità dei fatti. Andiamo davanti al Tribunale di Treviso da Christian Arboit. A te, Christian. È una sentenza che lascia in tante persone l'amaro in bocca, quella che è stata pronunciata questa mattina dal giudice di Treviso. Il caso è quello di Mattia Battistetti, il giovane morto sul lavoro a Montebelluna, travolto da un carico di gru mentre lavorava in un cantiere in via Magellano. Anni di processo, oggi è l'epilogo con una sentenza che parla di 3 condanne e di 3 assoluzioni. Condannati a 1 anno e 6 mesi Durante, Sernagiotto e Rossi, condanna con condizionale senza la menzione nel casellario giudiziario. Assolti Bordignon, che era a capo della ditta, Salvadori e Gasparetto. Una sentenza quindi in chiaroscuro che è stata emessa poco prima delle 10:30. Qui con noi mamma Monica Michelin, il papà di Mattia Battistetti e la sorella Anna. Monica, lei è molto delusa e arrabbiata, si aspettava qualcosa di diverso? Sicuramente sì, sono molto delusa e pensavo che oggi venisse fatta un po' di giustizia per Mattia, gli venisse data la giusta dignità. Lui che è morto sul lavoro, è morto sul lavoro a 23 anni, quindi veramente auspicavamo che gli fosse data giustizia, ecco. Giustizia, lei dice, non è stata fatta. Il papà di Mattia prima ha detto una cosa specifica: io continueremo a lottare perché gliel'ho promesso sulla tomba. Sì, certo, è stata una promessa fatta il giorno del funerale e sulla sua bara, e quindi devo e dobbiamo mantenerla a tutti i costi. Dopo questa è una sentenza, l'accettiamo fino a un certo punto, faremo il possibile per
per continuare a dare quella che minimo uno si aspetta da un ragazzo di 23 anni in moto sul lavoro, che non può più parlare, perché sono quello il fatto, che non può più parlare lui, sennò le cose sarebbero diverse. Anna, tu continuerai a supportare in questa battaglia i tuoi genitori? Assolutamente sì, dobbiamo lottare per Mattia, perché appunto morire così non ha... Bisogna fargli giustizia, Mattia non torna qui con noi purtroppo, però a meno che abbia la dignità che merita. Ti aspettavi una sentenza diversa? Sì, però lì è il giudice che decide, ha deciso così, noi ne prendiamo atto e continueremo però lo stesso a fianco alla montagna di gente da tutta Italia, tutto che ci supportano e saremo sempre qui. Andrea Esposito è l'avvocato che assiste la famiglia Battistetti. Questa è la reazione della famiglia, una reazione legittima. C'è poi la reazione del legale. Che sentenza è quella che è stata emessa oggi? Vabbè, allora, i processi hanno una dimensione umana, sentimentale tra virgolette, e una dimensione giuridica. Io mi occupo ovviamente solo della seconda, non restando indifferente al sentimento di delusione per quella che viene letta come una risposta a metà, ed è umano considerarla tale. Dal punto di vista tecnico si vede, si capisce, ma è banale dirlo, che la lettura che il giudice ha fornito degli elementi di prova è radicalmente diversa da quella su alcuni punti importanti, qualificanti, e su alcune posizioni qualificanti e importanti da quella fornita dal pubblico ministero e per quello che vale anche dalla parte civile. Questo ci sta, e nelle regole naturalmente, e come si dice con formula banale si aspettano, si esprime il massimo rispetto e si aspetta la motivazione, perché il bello del sistema è che alla capacità di lettura deve poi seguire una capacità di scrittura, perché altrimenti chiacchieriamo. E allora quello che mi posso aspettare, ma una previsione che può essere sconfessata facilmente, è che la motivazione delle assoluzioni sarà problematica, posso pensare, proprio perché non potrà non coinvolgere anche alcuni profili rilevanti per le posizioni per cui è intervenuta condanna. Quindi mi aspetto una linea di faglia, come dire, nella motivazione, che potrebbe dare spazi, darà spazio per il legittimo ricorso in appello. Grazie avvocato Esposito. Quindi ci sono ancora i margini. Mamma Monica in questo momento è con Sara Pasqualin, segretaria generale della CGIL. Una battuta anche a lei, Pasqualin. Che giornata è questa per il sindacato trevigiano che è stato accanto alla famiglia? Qui c'è anche Gabriele Zanella che fin dal primo attimo è stato accanto alla famiglia Battistetti. Che giornata è? Beh, è una giornata nella quale ci aspettavamo una svolta, nel senso che ci aspettavamo che ci fosse un po' di coraggio anche da parte della magistratura per dare un segnale in un mondo del lavoro dove abbiamo veramente continuamente infortuni e morti sul lavoro, e invece ci troviamo delusi e amareggiati perché non è stata sicuramente una sentenza positiva, anzi si continuano a penalizzare i lavoratori, perché quelli che sono stati condannati sono di fatto responsabili ma sono lavoratori, e non si vuole puntare il dito sulle aziende. Gabriele Zanella, grazie Pasqualin. Le chiedo un commento molto veloce. Vedo la delusione sul suo volto. Certo, oggi è stata la giornata dell'impunità e dell'impunità verso l'ambito, in particolar modo verso l'ambito datoriale. Oggi non c'è stata assolutamente giustizia per Mattia, e io credo che tutte le lavoratrici e i lavoratori che nei luoghi di lavoro sono costantemente a rischio dell'incolumità, della salute e della vita, oggi abbiano subito un vero e proprio affronto, una vera e propria oppressione. Grazie Zanella. Voi continuerete? Noi continueremo, certo che sì. Grazie Gabriele Zanella. La folla che si è ritrovata questa mattina alle 8 qui davanti il Tribunale di Treviso sta seguendo una sorta di corteo civile, sta seguendo mamma Monica e familiari di Mattia Battistetti, una giornata che lascia il
segno una sentenza chiaramente in chiaroscuro che già divide e interroga. 3 assoluzioni, 3 condanne per la morte sul lavoro di Mattia Battistetti. Con ogni probabilità, lo avete capito dalle parole dell'avvocato Esposito, ci sarà un appello e la battaglia, aggiungono i cittadini, gli amici, i conoscenti, i sostenitori della famiglia Battistetti, la battaglia non finisce qui. Per il momento dal Tribunale di Treviso è tutto, a voi la linea. Grazie molto a Cristian Arboit e a Nicoletta Rizzetto per la parte tecnica. Andiamo a Padova, dove continuano i controlli della polizia negli stabili che sono stati abbandonati in genere da persone che ci vivevano ma saltuariamente. Al portello gli agenti sono entrati in uno di questi edifici abbandonati e all'Arcella invece scoperte 2 tende usate come bivacco. Lo sgombero stabile abbandonato a Padova non ce l'abbiamo. Allora andiamo sulla questione delle grave di Ciano, la polemica sui bacini di laminazione. Qui siamo nel Trevigiano, nella zona in cui si vorrebbero costruire appunto questi bacini artificiali per difendere il territorio, soprattutto nella zona di Ponte di Piave, insomma da quelle parti, in particolare dalle piene del fiume. Da un lato minimizzare l'impatto ambientale delle casse di espansione, dall'altro salvaguardare l'alveo del Piave che nell'area è soggetto a forte erosione. Questo è il duplice obiettivo dichiarato di Marina Colaizzi, già segretario generale dell'autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali, ma soprattutto da fine 2024 commissario straordinario per accelerare la realizzazione delle opere di difesa idraulica delle Grave di Ciano, tema che resta sempre caldo per la politica regionale, le amministrazioni locali, comitati ambientalisti, semplici cittadini. Colaizzi però da tecnico si sfila rispetto al dibattito in corso e, carte alla mano, quelle peraltro in buona parte pubblicate sul sito dell'autorità di bacino, aggiorna il quadro annunciando come imminente l'avvio della fase di progettazione definitiva che dovrebbe portare la struttura tra i mesi di aprile e maggio a incontrare tutte le amministrazioni locali dei comuni rivieraschi da monte a valle, e questo per i rilievi e le osservazioni del caso. Di certo negli ultimi mesi sono stati fatti diversi passi, dall'accelerazione della richiesta di Vinca, la valutazione di incidenza ambientale, all'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica per un importo complessivo di 250 milioni di euro, passando per la nomina del soggetto attuatore. All'interno di questo quadro di massima si muoverà l'iter per il progetto definitivo. La stessa Colaizzi sottolinea come sia stata allargata la cosiddetta area d'indagine, non solo Grave di Ciano ma l'intera zona tra il Ponte di Vidor e l'Isola dei Morti a Moriago della Battaglia, questo sempre al fine di ridurre l'impatto su Ciano. Nessuna diga, nessun muro alto 30 metri, scandisce Colaizzi, facendo intendere che sarebbe stata superata l'impostazione iniziale, quella che già anni fa aveva mobilitato buona parte del Montello. Allo stesso tempo il commissario afferma in maniera altrettanto netta come l'intervento su Ciano, per quanto indispensabile al fine di contenere le piene del Piave, non sarà bastevole, ovvero sufficiente. Serviranno dunque, per limitare il rischio, altri interventi lungo l'asta del fiume, su dove, come la stessa Colaizzi non si sbilancia, il suo mandato da commissario è quello di impostare la migliore soluzione possibile per le Grave e poi consegnarla ai decisori politici e istituzionali. Il progetto definitivo servirà a minimizzare l'impatto e salvaguardare l'ambiente, ripete e rassicura Colaizzi, stesso principio per i costi che varieranno a seconda delle scelte che saranno adottate da qui ai prossimi mesi. Anche il caro materiali avrà un suo peso specifico. Unica certezza ribadita con un'immagine da Colaizzi, la potenza in caso di piena, 5.100 metri cubi al secondo, ovvero come 2 fiumi Piave, uno in alveo, l'altro fuori. Nel 1966 i metri cubi al secondo furono tra i 4.800 e i 5.000 solo nella zona di Nervesa. Allora andiamo adesso a Vicenza in diretta da Luisa Bertini e Simone Squarcina, perché aumentano in maniera davvero molto preoccupante gli incidenti stradali e quindi si fa ricorso a nuovi interventi e si cerca appunto di aumentare i controlli e di mettere più multe. Luisa Bertini, a te.
Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori, buongiorno ai nostri ospiti, Cristiano Spiller, assessore alla mobilità del Comune di Vicenza, e al commissario Moreno Fabris della Polizia Locale, perché oggi è stato tracciato un primo bilancio, un bilancio dei primi 2 mesi dell'anno proprio sull'incidentalità che c'è qui nella città di Vicenza, nei 650 chilometri di strade comunali. Incidentalità che aumenta rispetto allo scorso anno. Quali sono le cause principali e come poterne venire a capo? Allora, l'incidentalità rimane nel primo trimestre fluttuante nella tolleranza del 5%, siamo a un 5% rispetto al bimestre 2025. È una tolleranza accettabile, normale, perché non è un dato statistico fisso l'incidentalità, ed è anche meramente indicativa del periodo in esame, in quanto troppo breve per stabilire se effettivamente la quantità di incidenti è in crescita o meno per l'anno corrente. Dovremmo attendere almeno un periodo di analisi molto più ampio, un quadrimestre, un semestre, per fare questa valutazione oggettiva. E quali sono le principali cause che avete riscontrato? Richiamiamo sempre l'attenzione, come abbiamo fatto l'anno scorso, sulle norme di comportamento. La distrazione, la consapevolezza di noi tutti di essere alla guida di un veicolo o in qualità di utente, quale pedone, ciclista, col monopattino o altra situazione, di essere sulla strada e sulle sue pertinenze, è una consapevolezza che dobbiamo concretizzare tutti quanti. Mettiamo a rischio la nostra incolumità e quella altrui. Con questa consapevolezza viene compreso anche il rispetto delle norme del codice della strada, le norme di comportamento, in particolare l'osservanza delle distanze di sicurezza, il quale è una delle cause principali dell'incidentalità, le mancate precedenze, seconda causa scatenante allo stato attuale, come era anche lo scorso anno, della maggior parte degli incidenti, e poi i cambiamenti di direzione, spostamenti e manovre di emissioni da aree limitrofe alla sede stradale. Queste sono le cause principalmente accertate, più frequenti nell'incidentalità. Lei poco fa ha citato i monopattini e informiamo anche i cittadini su questa novità della targa e quindi di controlli che saranno potenziati a partire tra 60 giorni. Esattamente, il monopattino dovrà essere munito della targa identificativa e munito di assicurazione. Tuttora vige già l'obbligo dell'uso del casco da parte del proprio conducente. Quindi tra 60 giorni cosa succederà? Ci saranno dei controlli mirati, verranno predisposti controlli mirati in merito alla materia della polizia stradale. Ecco, Assessore, abbiamo anche un'analisi sulle direttrici stradali che presentano i maggiori rischi, diciamo. Come interverrete? Sì, io intanto ringrazio la Polizia Locale perché questi dati ci aiutano a capire quali sono le direttrici più pericolose e anche le cause ci permettono anche di adottare soluzioni adatte. Per esempio sull'intervento che prossimamente andremo a realizzare su strada Marosticana per cercare di moderare le velocità, la progettazione di questo intervento parte proprio dai dati che la Polizia Locale ci ha fornito, individuando i punti esatti in cui accadevano gli incidenti ma anche le loro cause. Quindi è un insieme di dati che ci aiuta a investire e a determinare come investire le risorse per rendere più sicure le strade, rimanendo però chiaro che le strade diventano insicure quando chi le utilizza in modo improprio, non rispettando le regole, non rispettando il codice della strada. E questo deve essere il primo messaggio chiaro che vogliamo dare alla cittadinanza. La polizia stradale è sulla strada per garantire la sicurezza di tutti noi, gli interventi infrastrutturali sono finalizzati alla sicurezza stradale, ma se chi utilizza i veicoli, se chi utilizza la strada lo fa in modo distratto, violando le regole, senza rispetto di se stessi e degli altri, poi ecco la strada in quel momento diventa pericolosa e possono anche succedere incidenti mortali o comunque con feriti molto gravi. Ecco, l'avete sentito, questo è un invito rivolto a chi percorre le strade. Io ringrazio i nostri ospiti per essere stati con noi. La linea può tornare allo studio. Grazie a Luisa Bertini e Simone Squarcina. E prima di andare in pubblicità vediamo
una storia di scarafaggi nella cucina della casa di riposo Bonora di Campo San Piero. C'è stato un blitz dei carabinieri dei NAS. Blatte nella cucina della casa di riposo, la scoperta durante un'ispezione dei carabinieri del NAS e del servizio igiene dell'USL 6 nella struttura Bonora di Campo San Piero. I controlli hanno evidenziato una carenza di condizioni igienico-sanitarie non conforme ad ambienti di cucina dove vengono smistati i pasti per i 250 ospiti della struttura. L'ispezione dei NAS ha rilevato la presenza di blatte, tanto che i carabinieri hanno disposto la chiusura temporanea dei locali. Anche oggi i controlli sono proseguiti nella RSA ad ogni piano della struttura. Si tratta di ispezioni disposte da una campagna del Ministero della Salute che ha intensificato le verifiche nelle strutture sanitarie, ospedaliere ed RSA. I pasti nella struttura Bonora arrivano già pronti da una ditta esterna con un centro di cottura piombinodese. La direzione della casa di riposo ha fatto sapere che erano già state posizionate da tempo delle trappole per catturare ed evitare la presenza di insetti infestanti. Il NAS però ha avviato una disinfestazione. Il servizio di Valentina Visentin della nostra redazione di Padova. Andiamo in pubblicità pochissimi minuti e poi torniamo qui. State con noi. Di nuovo in diretta con i nostri registi Alberto Pivetta e Edoardo Paris. Vediamo il gravissimo lutto per Elisa Forte e Ilario Tommasini, noti rugbisti del Nord-Est. Nonostante le corse all'ospedale di San Daniele prima e a Udine poi, per il piccolo Francesco, 14 mesi, non c'è stato nulla da fare. È sconvolta in Friuli Venezia Giulia la comunità di Maiano e tutto il rugby regionale friulano e veneto. Un vuoto incolmabile ha travolto la comunità di Maiano e l'intero mondo del rugby friulano e veneto. La scomparsa di Francesco Tommasini, un bambino di appena 14 mesi che fino a poche ore prima godeva di ottima salute, rappresenta la più grande delle tragedie. È un dramma che colpisce al cuore una coppia di stimati sportivi, Elisa Forte e Ilario Tommasini, entrambi quarantenni che hanno visto volare via all'improvviso la loro gioia più grande. Tutto è iniziato domenica quando Francesco ha manifestato i primi sintomi influenzali. Nulla che potesse lasciar presagire l'imminente catastrofe, sembrava un malessere stagionale. Tuttavia, nella giornata di lunedì la situazione è peggiorata, il bambino ha smesso di mangiare e l'apprensione dei genitori è cresciuta, così in serata la corsa al pronto soccorso di San Daniele. Lì i medici hanno compreso subito la gravità del quadro clinico e attivato le procedure di stabilizzazione prima di disporre il trasferimento all'ospedale di Udine. Nonostante il prodigarsi dei sanitari, il cuore del piccolo ha cessato di battere intorno all'1 di notte. Al momento si cercano ancora le cause con i medici che non si sono sbilanciati. Cambia poco, dice il papà riguardo l'esito finale che ha devastato la giovane coppia. La notizia ha suscitato un'ondata di commozione profonda poiché la famiglia Tommasini è colonna portante del rugby regionale. Proprio sul campo da gioco si erano incontrati Elisa e Ilario. Lui, originario di Vivaro e impiegato a Maniago, è stato un giocatore carismatico, militando nel rugby Udine in Serie A e diventando poi il trascinatore del Pordenone Rugby. Come allenatore ha raggiunto la vetta nazionale conquistando lo scudetto con il Villorba femminile nel 2024. Lei, originaria di Maiano, ha condiviso la stessa gloria sportiva, essendo stata una delle atlete simbolo del Villorba con cui si è laureata campionessa d'Italia nel 2019. Oggi queste due comunità sportive si stringono attorno a una madre e un padre che attendono risposte dagli esami clinici mentre affrontano l'ingiustizia di un destino che ha strappato loro Francesco troppo presto. Ilaria Tommasini ed Elisa Forte sono stati a lungo in forza al Villorba Rugby nel Trevigiano. In mattinata la società ha espresso il proprio cordoglio per la perdita gravissima patita dalla coppia, con un post in cui tutti si stringono a madre e padre che hanno fatto parte della grande famiglia giallo-blu. Lui, Ilario, come tecnico, lei, Elisa, come giocatrice. E la morte di un neonato, un altro caso, registrata all'epoca dei fatti come una disgrazia dovuta a cause naturali, è diventata un caso di omicidio, conseguenza delle indagini della squadra mobile di Trieste e dell'azione del PM Chiara De Grassi, che ha aperto un fascicolo a carico del padre del piccolo, accusato anche di maltrattamenti delle altre due figlie. Vediamo il servizio della nostra redazione di Trieste.
All'epoca fu registrata come una disgrazia, una morte nel sonno di un neonato dovuta a cause naturali. In realtà le indagini della squadra mobile di Trieste a 13 mesi di distanza hanno aperto la strada a un'ipotesi scioccante. Il bimbo di 5 mesi sarebbe stato ucciso dal padre. Il trentenne triestino è indagato per omicidio, stando all'accusa formulata dal PM Chiara De Grassi. L'uomo, stando alle ricostruzioni, avrebbe ucciso il piccolo scuotendogli la testa. La vicenda risale al 18 dicembre 2024, quando in molti videro arrivare nella zona delle case popolari dove vive la famiglia, nella periferia di Trieste, sia l'ambulanza che l'automedica. I genitori avevano riferito ai poliziotti di aver trovato il bimbo senza vita nella culla. In realtà, stando a quanto accertato, era morto da ore, presumibilmente dalla sera precedente, quando il papà lo aveva messo a dormire. In realtà, quando, stando all'ipotesi di reato, aveva commesso il delitto, sbattendo la testa del bimbo violentemente contro il materasso, una pratica evidentemente sufficiente per ucciderlo, stando alle risultanze dell'autopsia. Stando a quanto filtra, l'indagine ha permesso di accertare che non si trattava del primo episodio di violenza. Il trentenne avrebbe ripetutamente maltrattato le altre 2 figlie nei 2 anni precedenti, quando avevano l'una 4 mesi, l'altra poco meno di 2 anni. Schiaffi ed altre lesioni a cui sarebbero state ripetutamente sottoposte dall'uomo. Adesso mandiamo il servizio che avevamo annunciato prima, e cioè lo sgombero degli stabili abbandonati a Padova, in particolare con gli agenti che sono entrati in un edificio del Portello. Vediamo. Avevano occupato uno stabile di edilizia popolare di via Marzolla al Portello i 2 stranieri individuati dalla polizia durante un controllo degli edifici abbandonati presenti a Padova. I 2 avevano forzato una porta-finestra e trovato rifugio all'interno in condizioni igienico-sanitarie pessime, tra bottiglie vuote, escrementi e ogni genere di spazzatura. Si tratta di un marocchino di 29 anni e di un tunisino di 40, già destinatari di un provvedimento di espulsione dall'Italia. Entrambi sono stati identificati e denunciati per invasione di terreni o edifici. In zona Arcella gli agenti della questura hanno individuato 2 tende dopo la segnalazione di alcuni residenti. All'interno vivevano un cittadino moldavo di 53 anni e un pakistano di 29. Servizio di Chiara Gagliani, adesso voltiamo pagina e parliamo di beneficenza con il direttore del QAM Medici con l'Africa, Don Dante Carraro. Don Dante, buongiorno, ben ritrovato. Buongiorno direttore, buongiorno a tutti i telespettatori. È un piacere vederla, ricordiamo per chi non lo sapesse che il QAM dal 1950 fa miracoli per aiutare i più deboli, i malati, e con un particolare impegno in Africa con strutture ospedaliere all'avanguardia, insomma un lavoro che Don Dante dirige da tantissimi anni, e il QAM, attraverso il QAM si fa anche beneficenza, e quindi Don Dante parliamo di un concertone che ci sarà in aprile alla Geox a Padova con il maestro Diego Basso, che peraltro lei ha conosciuto proprio nei nostri studi. Sì, è anche l'occasione per ringraziare il direttore, lei direttore, perché proprio negli studi stava intervistando me e anche il direttore Diego Basso, e da lì, confabulando, ragionando insieme, ho detto: ma perché non fare qualcosa insieme? E tutto questo è diventato realtà, perché adesso, quindi grazie prima di tutto, ma poi è diventato realtà perché il 23 di aprile, un giovedì sera, alle 21, al Gran Teatro Geox di Padova, faremo proprio una serata con l'orchestra ritmico-sinfonica del maestro Basso e le voci di tanti che si mettono a disposizione, dai Nomadi a Luisa Corna a tanti altri amici, e lo faremo proprio nella prospettiva della cura che noi facciamo in Italia. Tant'è vero che il concerto proprio si chiama La musica che cura, cioè la musica come strumento di cura, di cui noi poi
ci facciamo carico proprio nel nostro partire, nell'andare nel continente africano. Quindi, come dire, sarà una serata di gioia, di festa, anche di bei revival, di musiche bellissime che il maestro Diego Basso propone con la sua orchestra, e contemporaneamente allargando il cuore all'Africa, a questi paesi che, specie adesso nel contesto internazionale che stiamo vivendo, stanno patendo di più. Ecco. Dante, intanto complimenti anche per questa iniziativa sempre rivolta ad aiutare le persone che ne hanno bisogno. Lo scorso 22 novembre celebrati 75 anni del QAM. Può farci un bilancio, ovviamente, soprattutto degli ultimi anni, per quanto riguarda quanto avete fatto certo, in Africa di importante? Sì, noi siamo nati 75 anni fa, adesso ormai stiamo vivendo il 76esimo anno, e devo dire che è la testimonianza di quanto il Veneto e l'Italia sia generosa. Oltre quasi 300 ospedali ricostruiti o costruiti ex novo, riabilitati, messi in funzione, accompagnati per 10, 20, 30 anni, fin tanto che dopo li abbiamo fatti camminare con le proprie gambe, perché l'obiettivo nostro è quello non di dare il pesce, ma di, con la canna, insegnare a pescare. E un ospedale va, oltre che riabilitato, va proprio accompagnato fin tanto che le autorità locali, i medici locali, gli infermieri locali lo prendono in mano loro e camminano dopo loro con le proprie gambe. Beh, abbiamo celebrato questi 75 anni di vita proprio il 22 di novembre, devo dire, alla presenza del Presidente della Repubblica, che ci ha onorato con la sua presenza, e devo dire anche con tante altre autorità, compreso il Presidente Zaia, che stava finendo il suo mandato ma che ha voluto essere presente, e come dire, che rappresentare anche l'accompagnamento che la Regione stessa ha avuto nei nostri confronti. Dicevo, tanti ospedali serviti, tanto personale che abbiamo formato, medici, infermieri, ostetriche, tecnici di laboratorio. È il nostro mandato. Solo l'anno scorso, per esempio, abbiamo sostenuto 21 ospedali, abbiamo formato 5.000 operatori locali africani, etiopi, centrafricani, sierraleonesi, insomma molta formazione del personale locale, tantissimi centri sanitari assieme agli ospedali, una università, una facoltà di medicina che abbiamo sostenuto, 5 scuole di formazione e ostetriche, e l'anno scorso abbiamo avuto quasi 4.000 persone che hanno lavorato con noi, 90% di questi africani, e anche un 10% di gente che da qua partono. E la storia del Veneto è una storia meravigliosa, perché dico solo che il primo medico che è partito per l'Africa, un vicentino di Brendola, il dottor Anacleto Dallago, partito con la moglie, direttore, è partito con la nave da Venezia, ha navigato tutta l'Africa ed è arrivato in Kenya e lì si è fermato 15 anni. Ecco, per dire le storie, e come lui tanti altri, insomma, ecco, questa è un po'... Fantastico. Tra l'altro abbiamo visto qualche immagine di un film di Carlo Mazzacurati, il regista purtroppo scomparso, ma che aveva proprio raccontato, aveva rappresentato che cos'era e che cos'è tuttora i Medici con l'Africa. Quindi anche l'importanza, Don Dante, della comunicazione, no? Su questo versante. È fondamentale, e vogliamo farla in un certo modo, questa comunicazione, cioè in maniera rispettosa. Sottolineo 2 cose. Uno, le immagini, cioè noi pensiamo che non sia dignitoso mostrare i bambini con le croste sugli occhi, con il naso sporco, sfigurati, eccetera. Noi crediamo che sia giusto rappresentare questa povertà, questa malattia, queste sofferenze, queste fatiche che il popolo africano sta vivendo, ma cercando anche con le immagini di presentare un'Africa con la dignità che ha, perché
quanto dignitoso è un papà africano che cerca in tutti i modi di salvare il suo bambino, piuttosto che una mamma che fa 4 ore di strada a piedi per arrivare al nostro ospedale. E Carlo Mazzacurati da questo punto di vista ci ha interpretati splendidamente in un film, docufilm, che si intitolava proprio Medici con l'Africa, e ha voluto farlo quasi come sua eredità prima di morire, perché è morto non molto tempo dopo. Ecco, le immagini, e dall'altra anche il modo di raccontare. Ecco, allora modo di raccontare, e Carlo Mazzacurati, da gran regista qual era, è riuscito a trovare tono di voce, pacatezza, lucidità in quello che si dice, anche partecipazione in quel parlare, in quel raccontare, che ha fatto sì che quel docufilm è stato presentato addirittura al Festival del Cinema di Venezia ed è stato premiato come uno dei film più belli in assoluto. E da questo punto di vista prendo anche l'occasione di ringraziare lei, direttore, perché con la sua televisione, insomma, ha un stile, un modo di racconto che ci sente molto vicini, ecco, quindi da questo punto di vista anche questo è tanto importante. Grazie Don Dante, grazie anche per l'esempio che dai in un mondo in cui prevale ormai l'arroganza, la prepotenza, la violenza, la maleducazione anche nei gesti e nelle parole, quindi grazie molto Don Dante. E voglio rinnovare l'invito, venite al Geox, certo. Sarà una serata meravigliosa, 23 di aprile 2026. A Padova, grazie. Grazie a lei Don Dante, ci saremo anche noi, arrivederci, buon lavoro, arrivederci. Grazie. Arrivederci. Adesso direi con i nostri registi andiamo di nuovo in pubblicità, poi state con noi perché abbiamo altra cronaca, altre inchieste, altri servizi. A tra poco. Elezioni in provincia di Belluno, oggi gli amministratori locali sono chiamati ad eleggere il successore di Roberto Padrin. Andiamo da Tiziana Bolognani. Oggi è una giornata decisiva per la provincia di Belluno, si vota dalle 8 alle 22, sindaci e consiglieri sono chiamati ad eleggere il nuovo presidente della provincia. Il voto arriva anche in un momento particolarmente cruciale per il territorio bellunese. Sul tavolo del prossimo presidente ci sono i dossier strategici, quelli delle concessioni idroelettriche agli elettrodotti, fino alla lotta allo spopolamento, alla mobilità, al turismo e soprattutto alla gestione della eredità, della legacy delle Olimpiadi 2026. Tutti i temi che sono stati al centro degli stati generali della provincia di Belluno, che hanno anticipato proprio l'avvio delle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali. La sfida è a due. Da una parte per il centrodestra c'è Marco Staunovo Polacco, sindaco di Comelico Superiore, dall'altra per il centro-sinistra Nicola Vieceli, sindaco di San Gregorio nelle Alpi. Un confronto che va ovviamente oltre i nomi e rappresenta due visioni differenti della provincia di Belluno. Si vota solo per il presidente, il consiglio provinciale invece, quello attuale, resterà in carica per altri 90 giorni e poi si procederà anche al rinnovo dell'organo che affiancherà il presidente. Attenzione anche al sistema di voto, votano solamente, come vi dicevo, sindaci e consiglieri comunali. Il meccanismo è complicato perché la capacità il peso del voto dipende dalla fascia di appartenenza del comune, come ci spiega il presidente uscente della provincia di Belluno, Roberto Padrin.
Dall'introduzione della legge Delrio nel 2014 possono votare solo i consiglieri comunali dei 60 comuni della provincia, 2 di questi sono attualmente commissariati, che sono Cibiana e Lamon, ma devo dire che qui c'è una separazione tra l'elezione del presidente rispetto a quella del consiglio provinciale, quindi qui ci sono 2 candidati, basta sceglierne uno e a quel punto poi domani ci sarà mattina lo scrutinio con l'elezione del nuovo presidente. Però diciamo il peso del voto è uguale per tutti i comuni? Questa è la grande differenza, cioè un voto di un consigliere comunale di Belluno vale di fatto come tutto un consiglio comunale di un comune sotto i 3.000 abitanti e questo è sicuramente un motivo di contestazione secondo me da parte di qualcuno, soprattutto di chi vive nei comuni piccoli, perché c'è una differenza enorme di peso e quindi questo Belluno, poi c'è Feltre nel nostro caso, Borgo Valbelluno e Sedico fanno parte delle prime 2 diciamo così fasce, poi ci sono delle fasce dai 5 ai 10.000, dai 3 ai 5 sotto i 3. Sono le ultime ore del Presidente della provincia? Sì, sono le ultime ore. Le sta vivendo? Le ho chiuse con un incontro a Veneto Strade con la mi pare delegata adesso che è l'Elisa De Berti, con alcuni sindaci della Gordino per parlare degli interventi sulla 203 e quello è stato un po' l'ultimo atto ufficiale di questo mio percorso, che ovviamente chiudo anche con un po' di malinconia perché ci sta insomma dopo tanti anni lasciare questo palazzo, ma insomma rimarrò a fare il sindaco di Longarone, quindi potrò ancora varcare le porte di Palazzo Piloni. E così Roberto Padrin, grazie a Tiziana Bolognani e a Stefano Bozzi per la parte tecnica. Rivediamo le scene della vittoria che ha portato al ritorno in Serie B dell'Ane l'altra sera. Il Vicenza ha battuto l'Inter per l'Inter Under 23 per 2-1 e ha conquistato la promozione con 6 giornate di anticipo. Ovviamente grande festa in città. Della festa, del ritorno in Serie B dopo 4 anni di purgatorio in C. È la notte che diventa storia per la città di Vicenza e la provincia dal cuore biancorosso. Il Lanerossi batte 2-1 l'Inter Under 23 e torna tra i cadetti, tra l'abbraccio del suo pubblico. Al Menti è tutto pronto per la festa, oltre 12.000 tifosi, un'atmosfera da brividi e una squadra che entra in campo con la testa giusta. Il Lane parte forte, aggressivo, determinato a chiudere i conti. Il vantaggio arriva nel primo tempo, Capello trova il guizzo giusto di testa e sblocca la partita. È il segnale, il Vicenza c'è e non vuole fermarsi. Nella ripresa il raddoppio che fa esplodere lo stadio. Stuckler svetta e di testa firma il 2-0 su un bel cross di Zonta. È il gol della liberazione, quello che spalanca le porte della Serie B. Il Menti diventa una bolgia tra cori, bandiere e lacrime. L'Inter Under 23 prova a rientrare in partita e accorcia le distanze con Camatè, ma ormai il destino è segnato. Il Vicenza controlla, resiste e porta a casa il risultato. Al triplice fischio è festa totale. Giocatori sotto la curva, staff abbracciato, Fabio Gallo travolto dall'entusiasmo. Applausi anche per il presidente Stefano e il padrone Renzo Rosso, simboli di una società che ha creduto nel progetto. È una promozione costruita passo dopo passo, con numeri importanti e una continuità che ha fatto la differenza. Una squadra solida, concreta, capace di rialzarsi e di correre più degli altri. Adesso i rosso vogliono aprire un ciclo, l'ambizione di una proprietà solida. Del resto, la famiglia Rosso, con un patrimonio stimato da Forbes di 4,5 miliardi di euro, ha i mezzi per puntare in altro, programmando ogni mossa. Servizio di Ivano Tolettini e sentiamo il commento di Sergio Gasparin, già protagonista come amministratore delegato e direttore generale della cavalcata dalla Serie C alla A negli anni 90 fino alla conquista della Coppa Italia. Il Vicenza conquista sul piano matematico, oltre che su quello sostanziale che era avvenuto ancora qualche settimana fa, una meritatissima promozione in Serie B, frutto del lavoro di tutti,
a iniziare da una proprietà che ha investito in modo importante, anzi direi straordinario all'interno di questo progetto, ad un tecnico che ha dimostrato ulteriormente le sue capacità che già l'avevano portato a trionfare nella passata stagione con l'Entella, ad un gruppo di giocatori che l'ha seguito in maniera totale e assoluta, sposando il suo credo calcistico e formando un gruppo assolutamente compatto nel crescere e nel misurarsi sul terreno di gioco, e per finire a un pubblico che definire straordinario, eccezionale è ancor poco per quanto ha dato, per quanto ha fatto e per quanto è stato vicino a questi ragazzi e a questi colori. Una squadra formata soprattutto da giocatori veneti, molti tifosi hanno voluto mettere in risalto questo fattore che riempie di orgoglio la città. Erano 26 anni che aspettavamo una partita così e siamo ancora più orgogliosi perché in un calcio che ormai non conosce più il senso di appartenenza, questa squadra vince il campionato, stravince il campionato con tantissimi veneti, tantissimi vicentini in squadra, ragazzi che sono nati, cresciuti, vissuti qui, e quindi questo va sottolineato ancora una volta perché credo che costituisca anche questo un motivo di orgoglio enorme per questa squadra, società, piazza, città e provincia. Per questo particolare senso di appartenenza, i festeggiamenti in tutta la città con clacson e caroselli d'auto dallo stadio a Piazza dei Signori hanno tributato il giusto riconoscimento ai valori espressi dai giocatori che con umiltà hanno saputo conseguire l'obiettivo massimo. Sì, ci credevano tutti alla fine, ma io credo che fin dalla prima giornata del campionato in questa squadra si è visto qualcosa di diverso. Già dalla partita di Coppa Italia a Padova hai visto che era una squadra diversa. È quasi una parola usata troppe volte, squadra operaia, ma è così, una squadra che ha dimostrato di compensare magari a dei livelli tecnici inferiori degli ultimi anni come qualità, con determinazione, quindi è fin dall'inizio che la gente ha creduto in questa squadra. Una giornata storica per la città in cui si sono intrecciati idealmente i legami col passato, il ricordo di Pablito in primis. Un Vicenza pieno di energia, il Vicenza che Paolo sognava di riveder giocare, per cui sono felice. Ieri sera ho avuto questo sussulto, proprio questa gioia che mi è esplosa dentro, e ho pensato a lui, ho pensato profondamente a Paolo, a quanto sarebbe voluto essere lì con la squadra, con i tifosi, con la società, con tutta Vicenza. Quindi sono felice, sono sicura che Paolo comunque era lì con la sua energia. La moglie di Paolo Rossi nel servizio di Daniele Garbin. Gli ospiti di questa sera a Focus: Tommaso Bortolozzi, Marco Brigo, Alberto Ferri, Alessio Morosin, Pietrangelo Pettenò e Paola Roma. È tutto per oggi, grazie per averci seguiti fino a qui. I nostri registi Alberto Pivetta e Edoardo Paris. Ci vediamo stasera alle 21:20 con Focus. Buona giornata.